con mister Geroni, allenatore del Seregno, a commentare questa partita molto bella e spettacolare che però forse a un certo punto pensavate di avere ormai in mano. No, allora pensavamo di avere in mano no, però sicuramente come abbiamo giocato il primo tempo e come abbiamo iniziato poi il secondo facendo un gol praticamente quasi subito dopo un minuto, avremmo dovuto gestire meglio certe situazioni, soprattutto sui tiri da fuori, situazioni che avevamo visto in settimana con i ragazzi, però vabbè, diciamo, è tutta esperienza che serve ai ragazzi per migliorare su quello che in questo momento manca, però sono soddisfatto comunque della prova dei miei ragazzi. Nel primo tempo davate la sensazione di essere assolutamente in controllo della partita. Sì, come ti ho detto prima, il primo tempo abbiamo giocato un hockey molto intelligente, forse abbiamo giocato meno ritmo, però come ho detto ai ragazzi alla fine del primo tempo abbiamo gestito bene la situazione, abbiamo letto bene soprattutto le giocate offensive. Poi nel secondo tempo probabilmente prendere quei 2 gol, andare dal 4-0 al 4-2 magari ci ha un po' destabilizzato a livello mentale, sono uscite un po' di paure e poi vabbè, dopo la partita è andata come è andata. Ortiz ha segnato, mi sembra, 10 gol nei 2 confronti diretti con voi, è un po' un elemento fuori categoria. Sì, Ortiz lo conosciamo, ha fatto benissimo a Vercelli in questi anni, sappiamo che è un giocatore secondo me anche di categoria superiore, ovviamente poi quelle sono giocate del campione che sono anche difficili da contrastare in certe situazioni, perché comunque quando ti prende palla, ti punta e 2 tiri nel 7, capisci che insomma si parla di un giocatore veramente di un'altra categoria. Grazie. Grazie a voi. Grazie.